Buona serata cari telespettatori, come ogni martedì ci troviamo in diretta con la partecipazione anche vostra, oltre che dei nostri ospiti che adesso vi presenterò. Potete quindi telefonare, mandare i vostri messaggi, cercheremo di dare delle risposte. Il tema non poteva non essere attinente alla riforma del mercato del lavoro, perché andrà a coinvolgere moltissime persone, anche quelli che pensano di avere un lavoro stabile e duraturo nel tempo, perché non è più così, purtroppo non sarà così per molti. Dopo la riforma delle pensioni adesso questo è un altro capitolo, ed è un capitolo che, come avete capito, divide le parti sociali, divide i partiti, le forze politiche al governo, e che non ha avuto effettivamente nella giornata odierna una chiusura come ci si poteva aspettare, più che altro molti si auspicavano. La sala si è svuotata, è uscito il Presidente del Consiglio, ma non si è arrivati a un accordo. Le parti sociali non hanno accettato certe posizioni, sembra in modo particolare la CGIL. Ma noi ci riportiamo sul nostro territorio, dopo andremo ad analizzare alcuni aspetti che sono stati presi in considerazione, fin dove si vuole arrivare. Noi vogliamo capire nella regione del Veneto, nel nord-est in particolare produttivo, dove esistono particolari tipi di realtà insediate da tempo, dove c'è comunque una difficoltà oggettiva, dove la regione riceverà meno finanziamenti dallo Stato, dove i cittadini dovranno sborsare più soldi quest'anno, in proiezione futura ancora di più il prossimo anno, dove quindi la tassazione aumenta e dove forse non si riesce più a mantenere questo primato di produttività, le cose come e in che termini potrebbero andare a cambiare. Se a vantaggio delle imprese oppure a vantaggio dei lavoratori, oppure nessuno ne potrebbe uscire effettivamente soddisfatto. Protagonisti odierni, vi presento i nostri ospiti. Ben arrivata l'assessore regionale della Regione del Veneto al lavoro Elena Donazzan, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Grazie. Vicino a lei Giulio Fortuni, segretario regionale della CISL del Veneto, grazie anche buonasera, a lei segretario. Grazie. Abbiamo poi Paolo Pizzolato, segretario provinciale della Lega Nord Venezia, nonché amministratore unico di Veneto Agricoltura, che quindi potrà darci anche una testimonianza in duplice veste, rappresentante Lega, ma nel contempo anche un ente regionale, esatto, che è un po' così. E Pietrangelo Petenò, consigliere regionale Federazione della Sinistra. Buonasera, grazie anche a lei di essere con noi. Come sempre siamo collegati naturalmente con Pordenone, abbiamo Giuliana Pigozzo, segretaria CGIL di Pordenone. Ben arrivata anche a lei. Ecco, siamo collegati, forse non so se ci sente. Ecco, buonasera. Allora, prima di incominciare vediamo un contributo che un po' ci mette nel tema, anche se le ultime notizie, poi io le ho prese un po' dai telegiornali come tutti quanti voi, ma non si è arrivati a nessun tipo di accordo. Vediamo un po' un attimo insieme. Anche se i sindacati preferiscono puntare l'attenzione sull'intera riforma, uno dei nodi più complicati da sciogliere riguarda le possibili modifiche alla disciplina dei licenziamenti. Per quelli discriminatori la norma così com'è non è in discussione, la trattativa è invece su quelli disciplinari e su quelli per motivi economici. In quest'ultimo caso, secondo il governo, dovrebbe essere previsto solo un indennizzo economico. La CISL propone che spetti al giudice la scelta tra reintegro e indennizzo una volta accertato che si tratti di provvedimenti illegittimi, una doppia opzione che la UIL è disponibile ad appoggiare, e sarebbe questo il punto di massima apertura che la CGIL è disposta a concedere se l'esecutivo confermerà le risorse annunciate per gli ammortizzatori e soprattutto contro la cattiva flessibilità. Il punto sul quale si registrano maggiori distanze tra le parti è quello dei licenziamenti disciplinari. Con la normativa attuale, se il giudice accerta l'illegittimità del provvedimento, scatta il reintegro. Il governo vorrebbe affidare al giudice la scelta tra reintegro e indennizzo, il cosiddetto modello tedesco. Rispetto a questo punto Confindustria vorrebbe invece solo un indennizzo. La CISL è l'unica disponibile ad aprire al modello tedesco, fissando alcuni paletti, aumentando ad esempio l'asta dell'importo da risarcire o stabilendo delle causali contrattuali. Contraria a qualunque modifica, la CGIL e la UIL è disponibile a discutere, fissando però le causali in modo da ridurre la discrezionalità del giudice. Fin qui la discussione sui licenziamenti. Nella trattativa c'è poi il riordino dei contratti, tutti d'accordo in pratica nel fare dell'apprendistato il contratto prevalente d'ingresso nel mondo del lavoro. Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dovrebbe entrare in vigore nel 2017. Se ci sarà intesa, il governo dovrebbe mettere a disposizione circa 2 miliardi l'anno.
Allora, questo è quanto. Per precisare, perché magari non tutti sanno, il modello tedesco fra il 2003 e il 2005 ha avuto una profonda riforma del mercato del lavoro ed effettivamente hanno avuto una diminuzione dei disoccupati, però attenzione, il sussidio di disoccupazione corrisponde al 67% dell'ultimo stipendio netto, è concesso per un anno dopo la perdita del lavoro e dopo però arrivano altri sussidi, 680 euro per un appartamento, inclusi 370 euro per vivere, poi assicurazioni sulla salute e licenziamento è più facile per le imprese con meno di 10 dipendenti. E ci sono quindi regole diverse, oltretutto i lavoratori percepiscono un reddito più alto e pagano meno tasse, quindi bisogna stare attenti un po' alla situazione nella quale si va a configurare questo tipo di rapporto. Allora, arriviamo a noi, io vorrei passare la parola in primis a lei, Assessore, perché sembra che il testo non è stato condiviso dalle parti sociali, sarà una riforma, quello che emerge proprio dell'ultimo minuto, onerosa per le piccole imprese, sostanzialmente, quindi la nostra realtà praticamente, e sarà prevista la non licenziabilità per le aziende con meno di 15 dipendenti. L'apprendistato sarà la via obbligatoria per assumere, questo è quello che per adesso sembra essere che verrà messo diciamo in qualche modo a verbale, tra virgolette. Ma in qualche modo in Veneto noi abbiamo anticipato il dibattito attorno alla riforma del mercato del lavoro da una parte, vale a dire insomma, cercando di rendere il più possibile effettivo il quadro normativo di riferimento che dal 2003 ha innovato complessivamente il tema dei contratti del mercato del lavoro. È di qualche giorno l'anniversario della morte di Marco Biagi, a lui è stato dedicato in qualche modo tutta la parte più riformista e riformatrice del mercato del lavoro che in Veneto ha avuto una sua immediata efficacia, perché qui il tessuto produttivo era rispondente ad andare incontro alle esigenze del lavoratore e dell'impresa attraverso una forma di condivisione anche del contratto più opportuno. Dall'altra, anche sul fronte degli ammortizzatori sociali è di un migliore utilizzo, nel senso di utilizzare lo strumento più opportuno, più dedicato alla condizione, no, che si veniva a costruire, è stato frutto di una forte condivisione tra le parti. Questo per dire che in Veneto le condizioni, sia per la tipologia di piccole e piccolissime imprese, quindi estremamente flessibili, dall'altra per una cultura dei lavoratori che è fatta di un senso di partecipazione a quelle che sono le dinamiche delle proprie imprese. Poi con tutte le specificità del caso, quando ci troviamo di fronte a multinazionali che non hanno più qui né cuore né testa né gambe e quindi non affondano le radici in questo tessuto, ma io non ho mai visto rescindere un contratto di lavoro a cuor leggero tra un imprenditore del nostro territorio e un lavoratore di quella stessa impresa, perché si tende ad aiutarsi reciprocamente. Allora, alcuni meccanismi di grande riforma qui li abbiamo ottenuti sotto l'aspetto culturale, senza forzature. Io sto guardando con grande attenzione al dibattito nazionale perché ne intravedo in qualche caso degli elementi che qui in Veneto ci sono già. Quindi interrogarsi su come utilizzare la cassa integrazione nel modo più proprio, senza estenderla per anni e anni, e che significa di spendere risorse pubbliche. Dall'altra interrogarsi su come, per esempio, il contratto di apprendistato possa diventare la porta d'accesso principale per l'entrata nel mondo del lavoro. Peraltro oggi noi in Giunta regionale abbiamo approvato il disegno di legge che recepisce nell'ordinamento regionale quella che è stata la riforma dell'apprendistato fatta a luglio e che anche qui è fortemente richiesto dai lavoratori e dalle imprese all'unisono. Assolutamente. Cosa ne dice come Lega? Perché poi voi vi trovate all'opposizione al governo sostanzialmente. Siamo all'opposizione perché questa secondo me è l'ennesima imposizione che viene fatta. L'ennesima imposizione che secondo me forse in questo momento non doveva assolutamente essere toccata. Il governo Monti sta attuando delle strategie a livello nazionale per cercare di combattere quello che viene richiesto a livello europeo
siamo trovati di fronte a una notevolissima difficoltà economica a far fronte a quelle che erano appunto le richieste, soprattutto da parte di chi comanda in Europa, Francia e Germania, e ci troviamo di fronte a questo contesto a parlare dell'articolo 18 quando sicuramente questo non era assolutamente il momento. Quello che noi contestiamo al governo è che sta cercando di far di tutto per imporre, e proprio visto che è un governo prettamente tecnico, per cui non deriva dall'elezione diretta dei cittadini, ma è stato messo lì, per cui, come qualcuno dice, può imporre e dettare legge tranquillamente, tanto nessuno lo ferma. Come hanno detto tranquillamente in questi giorni, dicono che loro andranno avanti lo stesso, anche senza sentire le parti sociali e addirittura i sindacati. I sindacati di solito rappresentano i lavoratori, per cui non si capisce perché non debbano essere ascoltati. È una cosa assolutamente deleteria in un momento così delicato, in un momento in cui tante fabbriche chiudono, tante fabbriche sono in cassa integrazione, si vada a parlare dell'articolo 18 e lo si voglia riformare in un momento così delicato. Ma è così strategico questo articolo 18 per la nostra realtà? Perché sembra un po'... Io penso in questo momento a coloro che stanno perdendo il posto di lavoro, per cui analizzo quello che può essere a livello di segretario della Lega Nord, a livello di amministratore unico di Veneto Agricoltura, dove abbiamo appena dato alcuni mesi fa i dati relativi a questo mondo, ma lo analizzo anche dal punto di vista di tecnico bancario, in quanto io provengo dal mondo bancario. Le faccio un piccolissimo esempio, perché cerchiamo di fare alcuni esempi in modo che anche i nostri spettatori possano concretamente sentire quali sono le opinioni di una persona che sta parlando. Se io che lavoro in banca devo assolutamente fare un mutuo, la prima cosa che guardo della persona che si presenta davanti allo sportello è il reddito che questa persona mi può garantire a fronte del pagamento del mutuo. Un lavoro flessibile non è ben tenuto in considerazione da parte delle banche. Un lavoro altalenante non viene considerato e io non concedo il mutuo prima casa a quei ragazzi che si presentano allo sportello o quel lavoratore che possa aver bisogno. In questo momento cosa diminuisce? Diminuisce l'affidabilità da parte del cliente, diminuisce la richiesta di acquisizione di immobili o di qualsiasi prestito a livello di sportello bancario, per cui anche le banche diminuiscono i loro proventi logicamente, e diminuisce la sicurezza che ci può essere economicamente parlando da parte di una famiglia, per cui minori investimenti, incertezza del posto di lavoro, incertezza della spesa e soprattutto contenimento di tutto quello che potevano essere le richieste da parte di un italiano medio, dove rientra nella nostra mentalità soprattutto gettarsi quello che è la sicurezza del lavoro, il bene primario che è la casa e avere almeno un minimo di dignità a livello familiare. Andando a riformare completamente l'articolo 18 in questa maniera, per carità, perché ci si deve anche adattare ai tempi moderni, si va dove bisogna assolutamente riformare qualcosa, non si porta a casa assolutamente nulla, soprattutto perché certe volte vogliamo riformarlo prendendolo come esempio da tanti altri paesi europei che hanno un'opinione e un'idea economica completamente diversa dalla nostra. Certo. Passo la parola adesso a lei, Fortuni, che rappresenta la CISL, perché sono più vicine come espressione a quello che intende arrivare il governo, poi sentiamo anche Pettenò e naturalmente la CGIL. Ma a che cosa si vuole arrivare? Cioè, i cittadini vogliono capire, ma si vuole arrivare a un miglioramento della nostra economia, quindi a un rilancio dell'economia, o a secondare una richiesta esplicita dell'Europa? Perché Monti adesso dovrà andare in Oriente, in India, con delle precisi punti fermi. Quindi questo che si vuole capire, è il nostro paese o sono richieste di altro genere che si devono assecondare? Perché effettivamente quanto ha detto l'assessore ha una sua ragione d'essere, quanto ha detto Pizzolato altrettanto. Come la vedete voi come parti sociali? Ma, innanzitutto noi tutti, tutto il sindacato rifiuta questa logica di portare lo scalpo dell'articolo 18 o giù di lì a livello europeo per dire si è liberalizzato il mercato del lavoro. E questo è un concetto che rifiutiamo energicamente. Noi tutti pensiamo che temi come questo, che hanno una rilevanza sociale notevole, che diciamo, cambiano il modo di essere di una società, vadano concordati in maniera ancora... Io spero ancora che giovedì, che c'è l'incontro, è vero che non vogliono tornare sul tema, ci sia ancora la possibilità di dire beh, tutti siamo d'accordo perché siamo arrivati a un punto di mediazione che mette tutti d'accordo, non è indifferente per dire che si possa lavorare all'insegna di una coesione sociale che è sempre un bene grandioso per poter procedere in altri temi come quelli della crescita e come quelli della moltiplicazione di posti di lavoro, che è esattamente ciò che manca. Diciamo anche che non siamo per niente convinti che se si licenziano gli anziani o chi sa chi,
si possa automaticamente creare dei posti di lavoro per i giovani. Infatti questo sarà un altro tema che bisogna un po' affrontare. Però la cosa che ancora non si vede compiutamente è quella che si mette mano all'intera sfera degli argomenti, insomma, che sottendono a un mercato del lavoro regolato, che in qualche misura, per esempio in regioni più avanzate come è stata la nostra, abbiamo purtroppo con scarsità di risorse, e l'assessore che è qui accanto lo sa che battiamo da molto tempo per ottenere decine di milioni, le decine di milioni che servono per fare una tutela del lavoratore nel mercato, perché di lavoro ce ne può anche essere, ma il problema è come gestire le transizioni. Oggi con questa riforma che si vuole adombrare si è discusso moltissimo della gestione appunto delle transizioni, abbassare tutele alte per circa 4 milioni di lavoratori che godono della mobilità, per allargarle a circa 12 milioni di lavoratori che hanno bisogno di tutele più alte, ma ancora non si è intravisto il canale essenziale che è la terza gamba necessaria, quindi dal sostegno al reddito alla formazione. La terza gamba è l'assistenza per rientrare nel mercato del lavoro, cosa che invece esistono appunto nei paesi a cui si fa riferimento. Sono i paesi nordici, ma soprattutto è la Germania che risulta ancora essere il benchmark per le società industrializzate, per i paesi industrializzati, al quale noi dovremmo anche ispirarci. Dovremmo anche ispirarci. Bisogna anche dirle è vero che la Banca Europea ha dettato, diciamo così, un diario con dei temi specifici dentro. Quella di insistere su un argomento abbastanza sterile, abbastanza poco usato, come è questa questione di propaganda, come è stata quella dell'articolo 18, sulla quale si è fatta una proposta che è niente più po' di meno di quello che avviene in altri paesi. È quella di dare una format, diciamolo così, al giudice per decidere se opta per il reintegro o per la parte risarcitoria. Per la parte risarcitoria. È chiaro che se non si vuole neppure accettare questo, che vuol dire essere un po' più sotto delle tutele che ci sono in Germania, vuol dire che non ci siamo ancora capiti. Assolutamente. Dobbiamo tornare su questo argomento, voglio sentire sia Pettenò quanto anche la CGIL. Un applauso alla soluzione. Assolutamente. Insomma, che dobbiamo andare visto. in pubblicità, quindi prima di passare la parola pochi secondi. Comunque se non si arriva a un accordo la paccata di soldi non arriva, questa è una battuta, però queste sembrano un po' le condizioni, per cui lasciano un po' perplessi. Riflettiamo su questo e torniamo tra pochi secondi. Eccoci qua, siamo sempre insieme con voi. Se non sbaglio c'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Venezia. Sì. Prego. Sì, allora volevo semplicemente una domanda. Niente, con l'attuale praticamente applicazione del nuovo decreto lavoro, mi chiedo cosa potrebbe succedere considerando che l'articolo 18 verrà appunto cambiato con la possibilità di licenziare anche per attività economiche in crisi, cosa succederà di quei 400-500 mila contratti a progetto, in realtà poco a progetto, che si troveranno di fatto convertiti magari in contratti a tempo determinato per poi essere magari licenziati nell'arco di pochi mesi per giusta causa dovuta a crisi aziendale, quando invece questi contratti a progetto invece in realtà non sono veri contratti a progetto. Ho capito. Va bene, adesso vediamo. Volevo appunto che magari l'assessore Donazzan potesse intervenire in questo fatto e capire se appunto era stato considerato questa cosa dai nostri politici. Grazie. Certo. Grazie del suo intervento, Assessore. Ho sentito un po' poco, però provo ad andare per intuizione. L'utilizzo non proprio dei contratti a progetto dovrebbe essere già nella norma definito come dire un cattivo utilizzo di una certa flessibilità. Vedete, non è che ci siano norme in assoluto buone o in assoluto cattive, vi è l'applicazione delle stesse. I contratti a progetto hanno avuto e dovrebbero avere una certa destinazione, una certa funzionalità, una certa efficacia, dovrebbero essere
destinati a una certa tipologia di lavoratori, quindi quelli che hanno attività, diciamo, diversificate, che hanno un certo tipo di titolo di studio, vengono invece utilizzati come se fosse una forma di contratto a tempo determinato molto facile da rescindere. Ecco, questo è l'utilizzo improprio del contratto, ma non sta tanto alla norma in sé, quanto piuttosto alla etica che dovrebbe esserci tra lavoratore e impresa. Non è che noi, come dire, irregimentando, cercando di rendere più rigido possibile il mercato del lavoro, andremo a risolvere questo problema. C'è di sicuro da rendere un po' più conveniente il fatto che un contratto a tempo indeterminato sia da favorire e da preferire rispetto a qualcos'altro. Io credo che la riforma dell'articolo 18, visto che andiamo a toccare questo nodo scoperto, dovrebbe andare in questa direzione. Che cos'è? Qual è la difficoltà, al di là di quello che dice l'Europa a me piacciono poco i diktat esterofili. Io però analizzo che cosa sta accadendo nel mercato del lavoro italiano. C'è da una parte possiamo dividere i lavoratori tra ipergarantiti e i non garantiti. Gli ipergarantiti sono quelli ad oggi, con le normative vigenti, che hanno un contratto a tempo indeterminato che nemmeno in determinate condizioni può essere rescisso. Dall'altra abbiamo tutta questa varietà di contratti, definiamoli atipici, che qualcuno dice squisitamente precari, che però per esempio in Veneto hanno dato, a seconda delle diverse tipologie, possibilità di avere un lavoro pagato, retribuito, con tutto in regola rispetto a INPS e INAIL, e tutte anche le tutele che devono essere date, seppur limitate, e che hanno permesso di far emergere un lavoro che altrimenti poteva essere anche sommerso. Allora, al telespettatore che ci ha chiamato e mi ha interrogato su questo, io non credo che ci possa essere una norma tesa a vietare un utilizzo di un contratto, diciamo, diverso da quello a tempo indeterminato. Credo che anche la riforma dell'articolo 18 potrebbe favorire la chiusura di più contratti a tempo indeterminato, perché si vedrebbe comunque in questo tipo di rapporto stabile la possibilità di investire reciprocamente. Non ho mai visto imprenditori lasciare a casa un bravo lavoratore, tra parentesi. Ho visto imprenditori in difficoltà economica essere costretti a decidere di rinunciare a una parte dei propri lavoratori per non chiudere completamente l'azienda, ma non credo che la rigidità dei contratti possa essere in questo momento un aiuto a rendere migliore il mercato del lavoro. Benissimo. Adesso do la parola anche a Pettenò. Un attimo solo, se non sbaglio c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, sono Marisa. Da dove chiama, signora? Da provincia di Treviso, San Paolo di Piave. Sì, dica. Volevo dire alla signora che stava parlando adesso, questo sì va bene per i piccoli imprenditori, l'articolo 18, se uno è bravo tanto non serve niente e l'imprenditore lo tiene, però le grandi industrie, come ho lavorato io all'Electrolux, quelli se gli dai la possibilità di licenziare a uno che ha 50 anni lo lascia a casa con qualsiasi piccolo motivo, così lui prendono su quelli di 20 anni, 18-20 anni che non costa metà, quei contratti di 16 mesi, 12 mesi, poi a casa, rotazione, così quelli sopra i 50 anni rimangono tutti a casa e dove vanno a lavorare. Io spero che la CGIL si batta al più possibile su questo articolo. Non deve passare assolutamente l'articolo 18, perché i piccoli imprenditori tanto se non fai il tuo dovere ti lasciano a casa lo stesso, però le grosse fabbriche chiarissimo signora, ecco, vogliono lasciare a casa i vecchi per prendere sui giovani. Dove vanno a lavorare quelli sopra i 50 anni? Chiarissimo, vediamo adesso di dare una risposta, sentiamo anche la CGIL. Grazie a lei signora. Serata. Grazie. Pettenò, io poi... dico che su tutto il tema io rimango un po' allibito perché l'Italia ha un governo che doveva risolvere alcune questioni legate soprattutto alla crisi drammatica che stiamo vivendo, anziché porre l'accento e chiamare tutti le parti sociali e quelle politiche a discutere del lavoro e della creazione di opportunità di lavoro, cioè quindi domandarsi come usciamo da questa crisi maledetta e come creiamo nuovi posti di lavoro, sta dedicando tempo, energie e risorse, facendo accapigliare tutti, sulle regole del mercato del lavoro.
Allora, dicevate prima, la Germania nel 2003-2005 cambia le regole del mercato del lavoro, nel 2008, quando arriva la crisi, dopo una perdita occupazionale pesante per la Germania, mette in campo accordi fra le parti sociali che rilanciano sul giro di 6 mesi, un anno, l'occupazione, tanto è vero che passano a dati positivi. Com'è che fa questa cosa? Appunto si interroga su come intervenire tra le parti sociali per creare occupazione e quindi aumenta i salari, aumenta la produttività conseguentemente legata al salario, quindi fa gli accordi con le grandi aziende di produzione automobilistica, no? Metalmeccanica, quindi dice più salario, più lavoro collegato, creazione di flessibilità, ma anche qui con salario aumentato e con produttività aumentata, quindi interviene accaparandosi e facendo rientrare le multinazionali tedesche che hanno sparse in giro per il mondo, a cominciare dall'Italia, comincia a fare delle politiche attrattive per le proprie imprese che cominciano a dire ritorna a casa, ti do maggiori garanzie io rispetto ad altri paesi europei, fa questa cosa. Possibile che noi invece di fare questo ci litighiamo sull'articolo 18? È o non è questo un modo stupido di litigare ed ha prettamente una questione di natura ideologica? Questo che vogliamo un po' capire. È vuoto di contenuti materiali, perché se uno mi dice che più flessibilità uguale più lavoro, io discuto. Più flessibilità, più precarietà, secondo alcuni, più flessibilità, perché a me piace più flessibilità che precarietà, ovviamente. Più flessibilità uguale più lavoro, io discuto. Però mi deve dire cosa costa, come paghi la gente, come fai intervenire e dove lavorano, per quanti anni lavorano, perché altrimenti è troppo comodo. Ci hanno provato molti governi, questo mi pare il governo più stupido che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè delle persone che sono talmente ottuse e che pensano di avere di fronte degli studenti dell'università. Cioè non esiste, qui hanno di fronte un paese in crisi drammatica, le parti sociali che devono essere portate assieme a quelle politiche, tutte quante insieme, a decidere qual è lo sbocco futuro. Discutiamo di nuove regole, ma cosa discutiamo delle regole del mercato del lavoro quando il mercato si sta restringendo del lavoro? Cioè discutiamo dell'aspetto marginale, cioè delle disgrazie, mentre il mondo ha bisogno di incentivi e di andare avanti, noi discutiamo di gestire le miserie. Però discutiamo di quello che ci è consentito di discutere, perché di fatto siamo commissariati, questo bisogna rendersene conto. Sentiamo un attimo Pigozzo della CGIL, che è stata anche presa in causa dalla telespettatrice. Segretaria. Prego. Non so se ci sente. Ma sì, le cose da dire sarebbero davvero molte. No, vi sento e vi vedo questa volta. Volevo dire alcune cose. Allora, la stessa ministra Fornero, se non ricordo male, in una trasmissione di domenica, ha confermato una questione. La riforma che è in questo momento in discussione non genera lavoro. Oggi il problema principale in questo Paese, l'avete detto voi bene, è creare lavoro, creare occasioni di lavoro per permettere soprattutto alle giovani generazioni, ma non solo, di avere un lavoro. E questo, come dire, rappresenta la prima risposta di uscita dalla crisi. C'è un altro elemento da considerare. 4 mesi fa, ma credo meno, è stata fatta una riforma pensionistica. Sì. La riforma pensionistica dice con chiarezza che diciamo così, le durate del lavoro devono essere molto più lunghe, cioè le persone andranno in pensione a un'età molto più avanzata ed è quindi necessario assolutamente mettere al centro della discussione politica di questo Paese il tema di come creare lavoro, di creare le condizioni di lavoro e in questo senso qua misurare la capacità della classe dirigente di questo Paese che francamente dimostra qualche carenza in proposito. Circa la questione della rigidità cosiddetta del mercato del lavoro, una sottolineatura che ho sentito qualche minuto fa, francamente in un Paese dove esistono 46 tipologie contrattuali non parlerei proprio di rigidità del mercato del lavoro. In più va considerato un altro aspetto, le 46 tipologie contrattuali non hanno creato garanzia del posto di lavoro. Prima, qualche anno fa, ci avevano convinto che con la grande flessibilità noi avremmo potuto contare sulla stabilità lavorativa, sul lavoro, ma non è stato così,
perché la flessibilità non ci ha messo a riparo dalla crisi, dalle conseguenze della crisi. No, è chiarissimo. Quindi oggi il problema è quello della riduzione delle tipologie contrattuali, di creare un perimetro certo dentro il quale deve muoversi un ambito di tutela rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici di questo Paese, che francamente non mi sento di considerare ipergarantiti e ipertutelati. Benissimo, rispetto a tutto questo, porre al centro della discussione la questione dell'articolo 18 mi pare francamente risibile. Assessore, cosa dice al riguardo? Alcuni appunti della CGIL li faccio miei, nel senso che sento che sono tarati anche su alcune mie affermazioni. Perché lei aveva parlato di una pluralità di contratti. Sì, e che hanno dimostrato che per esempio nella nostra regione, che ha un certo tipo di tipologia aziendale e anche di cultura della flessibilità che c'è tutta, al settore dell'agricoltura per esempio sono stati la prima regione per l'utilizzo dei voucher in agricoltura. Questo ha fatto emergere dal lavoro in nero, sommerso, fuori dalle regole, a un lavoro regolamentato. Il contratto a chiamata che il governo precedente, il governo Berlusconi, aveva tolto, ha permesso nel settore del turismo di far emergere lavoratori che potevano essere sommersi in nero, non regolamentati. Altri tipi di contratto sono stati più dedicati o hanno avuto più spazio in certi settori dell'artigianato, come dei servizi. Quello che non è possibile è pensare di avere un unico vestito per tutti, ed era un po' la preoccupazione che all'inizio dell'approccio che questo governo ha avuto, che è sicuramente un approccio didattico accademico, con le lezioni, con le teorie. Molto spesso queste teorie non si calano sul territorio, e su questo credo di poter condividere con Piero Pettenò. La teoria, soprattutto quando parliamo di una economia in grandissima difficoltà, quale quella di tutta Europa, non è che stiamo parlando dell'Italia, anzi, diciamoci un'altra cosa, la nostra nazione sta molto meglio di tante altre, se guardiamo solamente il dato numerico. La disoccupazione in Italia sta tra l'8 e il 9% in tutta Italia, con il Veneto con delle percentuali del tutto contenute. È vero che è così perché abbiamo degli ammortizzatori sociali molto diffusi, è vero che è stato utilizzato uno strumento che è la cassa integrazione in deroga, che ha permesso e permette di tenere ancora legato il lavoratore alla sua impresa. È vero però, e su questo do ragione a questo governo, che questo tipo di ammortizzatori non può essere dilazionato nel tempo perché non abbiamo più soldi. Allora, se io guardo la fotografia, perché siamo tanto tutti proiettati verso il nord Europa, che ha un altro modello di stato sociale, che ha un altro modello di impresa, e per cui noi dovremmo vedere che il vestito deve essere adeguato alla nostra di realtà. La mia preoccupazione oggi è che da una parte ci sia un dibattito tutto ideologico sull'articolo 18. È vero che non è che dobbiamo preoccuparci più di come rescindere un contratto di lavoro, dovremmo preoccuparci più di fare impresa, ma per fare contratto di lavoro abbiamo bisogno di aiutare le nostre imprese a creare posti di lavoro. Sono molto più preoccupata delle tassazioni di giugno, sono molto più preoccupata dell'IRAP, dell'IRPEF, dell'IMU alle imprese artigiane, i nostri telespettatori mandano messaggi, che non l'articolo 18, perché vedete l'articolo 18 neanche noi stessi ne stiamo facendo un feticcio. Se la revisione, e chiudo, di una rottura di contratto a tempo indeterminato, e guardate che continua a essere fatto salvo il principio per cui non ci può essere discriminazione, ma ci possono essere ragioni, la crisi economica in un'impresa che deve dimagrire è una ragione. Sì, però pensiamo, che ha proposto, scusami, finisco, ma guarda, finisco. Licenziamento individuale per motivi economici, Piero, quello collettivo. Perché l'alternativa è che oggi abbiamo esempi che in Italia hanno indebitato la nostra nazione, come la Fiat, che è l'esempio di scuola, per cui la cassa integrazione è andata avanti per decenni. Perché non si poteva fare una giusta ristrutturazione, riorganizzazione, perché non era toccabile alcunché. E anche quando dei lavoratori si sono macchiati di
grave responsabilità di disciplina sono stati reintegrati. Ma noi pensiamo di trovare un investitore straniero che venga in Italia a investire così? Ecco, adesso andiamo però a questo discorso, ma perché dobbiamo sempre trovare investitori stranieri? Questa è un po' la domanda che pongo, poi andiamo in pubblicità, perché gli imprenditori locali del territorio intanto dicono, vanno via loro, cioè dicono perché devono venire lo straniero, perché venire lo straniero in Italia, invece non possiamo stare noi imprenditori che ci siamo costruiti la nostra realtà imprenditoriale. Io ve lo faccio come domanda, poi ritorniamo su questo, rispondiamo dopo la pubblicità, tra poco. Pizzolato, ma dobbiamo consegnare l'Italia allo straniero a questo punto? Perché poi parlando con i grandi imprenditori sembra che il problema non sia proprio tutto questo dell'articolo 18, però ce l'hanno imposto e di conseguenza nolenti o dolenti. Cioè, mi piacerebbe sentire anche, siccome qualche volta qualche imprenditore chiama in trasmissione da certe zone, sentire anche qualche imprenditore cosa ne pensa. È logico, io sono arrabbiatissimo per questa cosa. Penso che tante volte, piuttosto di avere tanti professori come il governo Monti sta presentando, sarebbe bastato stare un momentino più con i piedi per terra e aver aiutato un paese che solitamente è abituato con vecchie tradizioni. Premesso la consuetudine dell'assistenzialismo che abbiamo nei confronti di alcune regioni, dove stiamo parlando di articolo 18 e abbiamo lavoratori o scoperte giornaliere di finti portatori di handicap, eccetera, eccetera, per cui sappiamo perfettamente che alcune regioni vivono l'assistenzialismo, forse sarebbe stato giusto e corretto aver fatto altri tipi di manovre. Faccio un esempio. Io vorrei tentare di capire se l'articolo 18 si applica anche in questo momento per tutte quelle aziende che sono state costrette o che hanno approfittato della decolonizzazione eventualmente per portare la loro attività all'estero. L'azienda italiana che va a lavorare in Romania subirà l'articolo 18 oppure il lavoratore rumeno che costa circa metà farà in maniera di poter far sì che gli utili di questa azienda siano maggiori? Per cui dico, primo, cerco di fare in maniera di non far uscire l'azienda assolutamente a livello nazionale, cerco di mantenerla qui e cerco di applicare una detassazione in modo da conservare il posto di lavoro. Risultato, l'azienda non è andata via e ho procurato dei nuovi posti di lavoro all'interno del nostro paese, pur sapendo che effettivamente un lavoratore da noi costa notevolmente di più. Allora lì bisognerebbe vedere perché costa di più, perché dico anche questo. Andiamo parentesi per parentesi a analizzare un singolo dettaglio. Stiamo parlando certe volte, oltre che dell'articolo 18 dei lavoratori, anche dei pensionati. Perché devo allungare l'epoca, il periodo di lavoro, per cui allungare diciamo, quello che è il periodo dove potrò andare in pensione, quando io dai 20 ai 60 anni ho messo da parte 40 anni di contributi. Mi dicono che adesso i conti dell'INPS sono tutti quanti messi a posto. Bene, dopo 40 anni di contributi io cerco di fare in maniera di andare in pensione. Io che faccio l'impiegato potrò andare in pensione anche a 67 anni. Penso a tanta gente che svolge ruoli e attività veramente a rischio, a 67 anni eventualmente andare sopra i tetti delle case per sistemare tegole e cose di questo genere, effettivamente come possa pensare un lavoratore qualsiasi, per cui andrebbe analizzata anche questa cosa. Poi tento di capire anche il perché non si vada incontro a quello che è relativamente il settore delle pensioni, proprio perché si sarebbe potuto allargare l'introduzione dei giovani nel mondo del lavoro. Per cui tutte queste cose vanno a collegarsi e secondo me il fatto dell'articolo 18 è solamente uno specchietto per le allodole per allontanare le problematiche su quelle che sono le vere realtà, come prima stavamo discutendo all'interno di questo studio, di quelle che sono effettivamente le realtà del paese. Prima ho sentito parlare di Mira Lanza, io abito a Mira. La Mira Lanza all'epoca mia, a 20 anni, quando prima di svolgere il servizio militare andavo a fare il manovale così come tutti per cercare di arrotondare lo stipendio, portare a casa un po' di soldi per i libri, all'epoca andavi a scuola, si basava sull'attività di 1400 lavoratori, tutti provenienti dalla zona del Veneto, Cavarzerano, Rodigino, zona di Porto Marghera, perché Mira era il dormitorio di Porto Marghera, tutti che lavoravano con stipendi buoni, dove la gente puntava sul fattore solidità, sul fattore di poter costruirsi una casa e di avere un avvenire e dare qualcosa ai propri figli. 20 anni dopo, 30 anni dopo, è proprietà della Benckiser, azienda tedesca, attualmente occupa da circa 350 a 400 maestranze. Mira era nata e sorta in periferia della Mira Lanza, ora ripeto Benckiser, la Benckiser chiude e porta via completamente tutto, non resta più nulla. Calimero Pulcino Nero si rivolterà nella tomba, penso, perché è arrivato a questo punto, tentare di capire perché l'azienda italiana, che era la maggiore azienda relativa a quello che erano i detersivi di quell'epoca, in questo momento non esista più. Qualcuno dovrà darmi una spiegazione. Ecco perché dico che certe volte noi potremmo volare un po' bassi e capire quali sono effettivamente le realtà del nostro paese, altro che articolo 18. Fortuni, poi sentiamo anche Donazzano. Ma è evidente, e la CGIL. È evidente il gap di strategia, cioè è chiaro che facendo le dovute riforme
e risistemando le regole anche del mercato del lavoro si può riadattare un po' quello che può essere, diciamo così, l'operatività, rendere più snella la capacità e anche forse l'attrattività verso questo nostro Paese. Ma quello che manca di fondo e non si dice è che quei paesi che stanno uscendo per primi dal lungo corridoio della crisi, molto lungo perché sappiamo da dove è generato e non è argomento perché altrimenti torniamo alle radici del perché, ma tutti lo sappiamo, tutta la questione finanziaria che ci sta prima a monte, ma il deficit di strategia sta nel fatto che questo Paese non ha individuato fino in fondo una vocazione di un modello di sviluppo diverso da quello attuale, che si basi ancora su un forte e migliore e più innovativo manifatturiero, ma che sondi anche tutte le altre possibilità che ci sono e riversi delle quantità ingenti di risorse perché ciò possa avere successo, possa portare a quelle che sono delle nuove attività e impegnare i giovani che della, chiamiamolo così, generazione digitale, che hanno un altro modo di fare e di pensare, che sono quelli che servono perché nuove entità di lavoro e nuove entità di impresa, dal turismo di qualità ai servizi di grande eccellenza e via così, diano un forte impulso all'attività economica e un forte impulso ai nuovi posti di lavoro. Ecco, mancando questo, discuteremo a lungo se dobbiamo abbassare anche le paghe fra poco a livelli della Polonia o della Turchia, perché loro saranno sempre più competitivi di noi. La Miele, che è la più grande e più avanzata produttrice di elettrodomestici anche innovati eccetera, li fa in Turchia, non li fa in Germania, fa anche in Germania, ma li fa molto in Turchia. L'Electrolux sta pensando di andare anche da altre parti, i più grandi stabilimenti di produzione li ha comunque adesso in Italia, conviene di più andare in Polonia o da altro. Allora, l'attrattività è: dobbiamo scendere tutti di 10 gradini, ma allora perché non mettiamo invece mano a una spesa pubblica, e ritengo farraginosa ancora bardata, di dirigenze che sono inaccettabili? Sono schiaffi sul muso ai lavoratori che vanno a lavorare a 1.000 euro al mese, ma vogliamo scherzare? Ma c'è ancora tempo da pensarci su, a enti che spesso sono inutili, con il rischio magari che mettiamo mano a quelli che invece sono utili. Al fatto che non si voglia vendere patrimoni per investire in attività produttive ad alto contenuto innovativo. No, ma infatti ma l'incongruenza è abbastanza... Molti degli ingredienti, non tutti, che si devono mettere a disposizione per far girare il volano che traina un flusso vero di energie anche nuove, capaci di cambiare questo momento, che è un momento. No, ma infatti, ma non è per guardare nella saccoccia altrui, però oggi sono stati pubblicati i redditi dei parlamentari. Monti al secondo posto dopo Berlusconi, vabbè, lo si sapeva, con un reddito annuo di 1.513.000 euro. Senza investimenti in bot, senza in titoli di... Abbiamo scoperto che nessuno di quelli che stanno dicendo agli italiani comprate i bot così salvate il paese se li comprano. Esatto. Salvo due mi e pare. Questo lascia ci sarà un motivo, no? Esatto, però quello che è incredibile è che noi... grandi professionisti che però non sono professionisti delle chiacchiere, questi sono accademici. Per avere quei redditi lì deve stare allibiti, c'è da rimanere bene, ma non solo, ma voi questo è il problema, che per cui adesso nei prossimi giorni, dopo non so come andrà a finire nei prossimi giorni con i sindacati, ma voglio dire, arriverà in Parlamento e ci sarà l'accapigliamento, se ci si mette pure Napolitano a dare le bacchettate alle parti sociali. Ma voglio dire, stiamo parlando, allora, quasi l'80% degli attuali assunti, il 76,3% dice il Sole 24 Ore, quindi non un giornale comunista, 8 contratti su 10 di quelli che sono usati, al di là dei quali vengono assunti fuori dall'articolo 18, cioè hanno i contratti cosiddetti flessibili, dove l'articolo 18 non esiste. Mi domando, se l'80% degli assunti oggi, che quindi mi pare, voglio dire, una buona parte dell'economia che oggi impera in Italia, è così, ma è possibile che noi dobbiamo accapigliarci e che addirittura un Presidente della Repubblica venga a dire dovete fare l'accordo? Ma su cosa? L'accordo lo faremo, io credo che deve essere autorevole la voce di un Presidente o del Governo rispetto a delle occasioni nuove. Avrebbero detto apriamo nuove fabbriche sull'energia rinnovabile, adesso investiamo
denaro sonante che stiamo recuperando dall'aumento della benzina, del gasolio, dalle tasse dell'IMU, dallo spennamento degli italiani. Dallo spennamento degli italiani i miliardi che recuperiamo li mettiamo nella produzione e diciamo che adesso produciamo energie rinnovabili, quindi il distretto fotovoltaico i soldi dati dalla Banca Europea. Esatto. Ma no, quelli della Banca Europea e all'1% va alle banche italiane perché si comprano i botte dello Stato e che quindi quelli guadagnano il 6%. Mica li danno alle imprese che chiudono. Fatto incredibile, non è che mettono i soldi per mantenere vive le imprese. Cioè, le aziende italiane stanno chiudendo per crediti, non per debiti, stanno chiudendo perché hanno i crediti che avanzano anche dallo Stato, no? I quali non incassa e non hanno stipendio da pagare o i fornitori a pagare e chiudono, perché poi le banche li strozzano. E perché nessuno può dare ordine alle banche? Perché questi signori che vengono tutti dalla finanza, quindi dovrebbero essere esperti della finanza, non intervengono su questo? Ho il sospetto, non è una mia dietrologia, non sono prevenuto di natura, ma mi viene il sospetto che essendo uomini della finanza, pagati dalla finanza, che hanno lavorato ai Goldman Sachs, che hanno lavorato, che hanno i bot, quelli esteri, non quelli italiani, che hanno le rendite finanziarie all'estero grazie a queste robe qua, abbiano per loro degli interessi molto ma molto forti. Molto forti, non intervengono su queste robe qua, preferiscono dire adesso strozziamo i lavoratori, le imprese, chi se ne frega, aumenta l'IVA, fra pochi giorni, un altro 2%, ma ci rendiamo conto, cosa vuol dire in un'economia già in recessione pesantemente, aumentare la recessione, non far girare denaro contante e liquido di spesa per la gente normale che non può più spendere. Che prodotti produrranno queste imprese che dobbiamo tenere in piedi? Cosa produrranno? Saremo contenti perché io posso licenziare il mio... un imprenditore sincero, che non sia Marchionne, che non è un imprenditore, è un finanziere, o che non sia Marcegaglia, la quale paga anche lei come Marchionne le tasse all'estero, non in Italia dove sono... Capite? Un paese che ha questi rappresentanti del mondo industriale, mi permetterete, no, che non è un bel esempio. Questa gente che paga la gran parte del loro fisco all'estero e vengono a dirci a noi è più facile licenziare così siamo tranquilli, loro. Razzan cosa dice riguardo? Che questa appassionata requisitoria di Pettenò mi convince per buona parte. No, ma effettivamente... Perché io avrei... buon senso è un buon senso. Però, sapete, stride con un dato che è sussurrato nei palazzi, che viene timidamente rappresentato dai giornali. In tutto questo il 76% dei veneti dice che questo è un governo che per fortuna c'è. E infatti stavo tirando fuori inchiesta qual è il problema? Qual è il problema? Che noi ci stiamo affidando a chi immaginiamo possa avere la forza e l'autorevolezza per cambiare qualche cosa, perché si capisce una cosa su tutte, che così come stanno le cose non possono andare avanti. Io dissento, o meglio, critico la ricetta, ma che si debba intervenire in Italia è fuori di dubbio. Io avrei preferito di sicuro tagli pesanti alla cosa pubblica, a partire dalle regioni a statuto speciale, a partire dagli sperperi che ci sono e dalle tante risorse che vengono a concentrarsi in alcune aree dell'Italia. Avrei preferito che il tetto di spesa per i manager pubblici siano quelli delle partecipate pubbliche, nessuno sta discutendo nemmeno quanto possa prendere l'amministratore delegato di Eni, che noi conosciamo perché poi l'abbiamo avuto in qualche trattativa su Porto Marghera, dove andavamo a rappresentare il sindacato, la regione, i consiglieri regionali, le istanze delle nostre imprese che non riescono più a produrre qui. Bene, io avrei voluto durezza su questo. Mi piace, io auspico un governo capace di prendere delle decisioni fino in fondo. Dissento un pochino sulla ricetta, perché avrei preferito più tagli di un certo tipo e meno appesantimento sulla generalità dei nostri cittadini. Perché mi sembra che la ricetta sia piuttosto facile, ma vuol dire, di fronte a un momento di crisi economica tu hai due strade normalmente. Quello di fare quelli che chiamano i tagli lineari o il recupero lineare, quindi vai sui grandi numeri e dici, bene, prendo una goccina d'acqua per ciascuno, faccio un secchio e porto a casa quello che devo portare.
oppure hai la capacità decisionale, che però vedete non sta in un governo tecnico ma in un governo politico, ahimè, questo è il problema. con un'autorevolezza che però non ha avuto l'ultimo governo, questo lo dico da rappresentante di questa maggioranza, di quella maggioranza, per poter decidere realmente di che cosa abbiamo bisogno. Perché queste bisogno. riforme andavano fatte prima. Andavano fatte, questo è il discorso. compreso il tanto famigerato, feticcio, dogma, articolo 18, perché insieme alla lunghezza della giustizia civile, la difficoltà di avere il dovuto in Italia, la lunghezza dei tempi nelle decisioni, stanno facendo in modo che le imprese italiane decidano di chiudere. E vanno all'estero. Cosa dice effettivamente Pigozzo, segretaria CGIL? Ma diciamo che ci stiamo cascando anche noi nel ragionamento, cioè noi sosteniamo che l'articolo 18 non è il problema centrale di questo Paese, ma discutiamo di articolo 18. Allora facciamo a meno di discutere di articolo 18 e tentiamo di fare uno sforzo per cercare di capire come sia possibile creare le condizioni per dare lavoro alle persone, perché questo è nella sostanza il problema oggi. Allora dentro a questo ragionamento qui si tratta un attimo di capire quali sono le proposte che questo governo fa, quali sono le proposte, come dire, quale idea ha questo governo per questo Paese. Quale strategia di tipo industriale? Quale ruolo vuole ricavare per l'Italia all'interno del contesto europeo e del contesto mondiale? Quale politica industriale vuole portare avanti? Quale proposte vuole fare al Paese? Vogliamo discutere di questa cosa qui? Abbiamo il 30% di disoccupazione giovanile in questo Paese. Vogliamo cercare di costruire delle risposte da dare a questi giovani? O vogliamo continuare a discutere ancora di articolo 18? Perché effettivamente lo facciamo diventare anche noi uno strumento di distrazione di massa. Allora, tentiamo di riportare la discussione sul merito dei problemi. A me dà l'impressione che, diciamo così, la classe dirigente politica di questo Paese non esiste, che qualcuno sta ritagliando, sta costruendo per questo Paese un ruolo da low cost, cioè un ruolo assolutamente marginale nel panorama economico e industriale mondiale. Ok? Dentro a questo ragionamento qui, vogliamo tentare di riportare la discussione oppure parliamo d'altro? Qualcuno prima, mi pareva il mio collega della CISL, parlasse di modello di sviluppo, parlasse di strategie industriali, dentro alla quale, come dire, c'è un ruolo che possiamo assolvere tutti, abbiamo dei buonissimi esempi sul territorio nazionale a questo proposito. Benissimo, dentro a un'idea possiamo sviluppare un percorso che cerchi di costruire delle soluzioni. Allora, da questo punto di vista qui, io non sono assolutamente d'accordo, non condivido l'espressione di dire l'articolo 18 ce l'ha imposto l'Europa. Nella discussione sull'articolo 18. Una classe dirigente politica autorevole avrebbe risposto in un altro modo. Avrebbe risposto in un altro modo, non è stato così e questo è assolutamente grave. Allora da parte dei territori, da parte delle regioni, è possibile che venga svolto un ruolo politico di pressione di un certo tipo nei confronti dell'esecutivo? Io penso che ci siano buoni esempi nelle regioni del Veneto e ci siano altrettanto buoni esempi nella regione Friuli Venezia Giulia che possono dare delle indicazioni al Paese. Possiamo ragionare di questo? Finalmente, invece di continuare a discutere di altre cose. Certo, grazie. Poi c'è un grandissimo problema di illegalità in questo Paese. Questo è un altro capitolo. Il problema è l'articolo 18 o la criminalità diffusa che impedisce agli investitori italiani ed esteri di venire in questo Paese? Non apriamo questo capitolo, Pigozzo, non apriamo questo capitolo, se no non finiamo più. Ovviamente non mi riferisco al contenitore, che ringrazio. No, assolutamente. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo un po' su questo discorso, vediamo che tipo di pressioni può essere fatta a livello di regioni, anche se dubito che siano poche, se non riescono nemmeno tra pochi a trovare un accordo. Tra poco. Assessore Donazzang, anche per rispondere a telefonate, perché poi giustamente i telespettatori tornano a scrivere, ribattono, eccetera. Ma gli over
50 e quant'altro, cioè la paura che c'è in molti, che poi sono i famosi genitori dei giovani senza lavoro che reggono una famiglia, eccetera, che hanno paura di perdere il posto, di essere licenziati e poi di non avere neanche la pensione, perché adesso in pensione bisogna veramente arrivarci col tempo. Che cosa è previsto, cosa si prevede per queste categorie, che sono tantissime? Sono la parte più fragile, perché oltre ad avere un problema oggettivo di lavoro e quindi di difficoltà di realizzazione della propria vita personale, c'è anche quello che è l'impatto psicologico che è gravissimo in una persona che ha una certa età e che si sente in qualche modo espulso, non più incluso nelle dinamiche economiche, sociali. Questo normalmente ha anche una ricaduta sulla famiglia, nel rapporto con i figli. È complessa la fotografia ed è per questo che dobbiamo affrontarla in termini di priorità. Vede, non ci saranno risorse sufficienti per tutti. Saremo chiamati a fare delle scelte di priorità. Noi lo stiamo facendo, io cerco di farlo con una forte interazione e collaborazione con le parti sociali. In Regione Veneto non si decide così dall'alto verso il basso, non si impongono scelte, neanche quando si devono fare scelte dolorose come queste, da professori appunto. Non ne facciamo solo una questione di teoria, di numeri o di statistica, decidiamo insieme quali sono le priorità, anche perché le risorse sono per loro natura finite. Allora noi crediamo che soprattutto nelle fasce dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, i padri di famiglia in particolare, quelli che sono qui a lavorare con quella generosità che ha fatto anche, che dovrebbe avere anche un riconoscimento in termini di gratitudine sociale, in questi si debba concentrare l'azione di quelle risorse che oggi noi stiamo destinando per la riqualificazione dei lavoratori. Però non sono previste tutele di fatto, anzi. Ma guardi, le tutele oggi sono quelle che prevedono che per un'azienda che è in difficoltà ci sia una prima fase di cassa integrazione, un sostegno al reddito di una certa durata nel tempo. Al termine di questo gli ammortizzatori cambiano, e vengono un po' adattati. Ma oggi sì, andava un anno, più un anno, nelle grandi aziende, anche aziende padovane, siamo andati a 7 anni, 8 anni di cassa integrazione. Ora, a un lavoratore in quelle condizioni, posto che la finestra per la pensione oggi è molto in là nel tempo e prima si prevedevano anche le uscite e gli accompagnamenti, no? Verso il pensionamento, oggi questo non è più possibile. Siamo nelle condizioni di dire che possiamo dare cassa integrazione per 10 anni? No, la priorità oggi è forse che se l'ammortizzatore sociale sulla cassa deve essere ridotto in termini di tempo, perché se quell'azienda non riprende a produrre è inutile che le teniamo il suo lavoratore agganciato a lei, dovremmo pensare di riqualificare quel lavoratore per i posti di lavoro che pur ci sono, perché ci sono posti di lavoro, dobbiamo fare lo sforzo di mettere insieme il posto con la persona che cerca questo posto di lavoro. Quindi i posti di lavoro ci sono? No, la battuta su questo, perché io sono innamorato di una riforma del welfare che anche introduca elementi di novità. Da anni sostengono che una proposta di legge regionale, anche se è di dimensione nazionale come quella che è il reddito sociale, cioè quello che adesso il ministro Fornero, facendo finta di parlare di questo, parla di altro, no? Cioè, ma un modello un po' Nord Europa, eccetera. Però attenzione, cioè queste cose non è che una cosa sostituisce l'altra. Noi giustamente ritengo anche che dovremmo arrivare a misure tali per cui investire sulla cassa integrazione inutilmente, quando appunto non c'è prospettiva occupazionale dopo, ovviamente è meglio pensare ad altri strumenti. Esatto. Però non vale così come è stato impostato finora, cioè dice cambiamo tutto, chiusura, ti diamo 1.000 euro, quello che è, eccetera. È un'altra cosa questo, a parte che non ci sono i soldi, però, che è un dato mica da poco, però l'altra questione è che ci sono invece, devi avere un piano, lo diceva bene lui prima, cioè se tu non sai effettivamente rispetto a una impresa, a una filiera produttiva, a qualcosa che questa può riprendere, ecco che allora tenere agganciato il lavoratore a quell'impresa è fondamentale. Abbiamo casi, l'assessore ne potrebbe citare tantissimi, che essere riusciti a mantenere la cassa integrazione o altri strumenti straordinari, financo, prima della mobilità, ha consentito poi una ripresa di quelle aziende. Certo che e che allora chi decide questo?
Cioè, qual è l'attore, il soggetto appunto politico, il governo, le parti sociali che decidono questo? Allora, facciamo un po' di risparmio sulle spese del welfare, cominciamo a dire che certa formazione sono soldi buttati via, che certi incentivi dati sono soldi buttati via, che quindi cominciamo a dire accompagniamo tutti gli strumenti del welfare appunto lavoristico per l'obiettivo di creare il lavoro e quindi dare la possibilità a quell'impresa che vuole riconvertire, non gli do solo la cassa integrazione, ma dico ti do tutti gli strumenti perché tu possa riconvertire, cioè quindi darti quel tempo per riprendere e quindi accompagnare un altro tipologia. Ma bisogna avere un'idea di sviluppo, bisogna capire che quando un'azienda va in crisi, quella roba lì, l'aiuto a riprendersi oppure me ne frego, cioè su cosa investo? Guardate, perché altrimenti è come è successo in Italia, la chimica fuori, l'elettronica fuori, fuori, ditemi cosa è rimasto in Italia che facciamo prima, cioè su cosa? Sul turismo, cioè su cosa guardiamo? Sul produttivo, su cosa? E questo è difficile per i paesi d'Italia, insomma. Sono quelle che hanno fatto ripartire il volano lo scorso anno, che cominciano nuovamente a rientrare in crisi perché il sistema paese non accompagna, come invece fanno gli altri paesi industrializzati, nostri concorrenti, non le accompagna fuori all'estero, non le tutela, non le incoraggia, non le stimola e non le aiuta. Perché quando diciamo che la Germania nel bel mezzo della crisi mette 80 miliardi sul tavolo per il suo manifatturiero, quando sappiamo che loro non hanno espulso la gente dalle aziende, li hanno tenuti all'interno delle aziende, hanno fatto la formazione nei giorni liberi da produzione perché erano in cassa integrazione e conseguentemente hanno rilanciato le produzioni che avevano un futuro. Anche da loro hanno chiuso aziende, però hanno fatto un accompagnamento già prima, anche con una operazione qua. Sono contento che hai criticato il governo di prima, che ha giocherellato. Cioè, noi siamo mancata una politica industriale di sicuro. Ecco, ma cosa è successo da loro? Intanto hanno fatto la Gross Coalition e non l'hanno fatto a caso, che potrebbe assomigliare a quello che potrebbe essere l'attuale sistema di maggioranza. L'attuale sistema di maggioranza. Tutt'altro che di grosso, di grosso altri aggettivi, ma comunque, di grosso. Cioè hanno tolto la polemica politica inutile che abbarda tutto e che ammanta tutto di chiacchiere, spero che non siano chiacchiere neanche le nostre, perché magari stimolandoci a vicenda per tutte le decisioni che possiamo prendere, magari consentiamo anche che i nostri pensieri si trasferiscano l'un l'altro. Vedo molta generosità anche di dialogo in questa nostra trasmissione, ma quello che per davvero dobbiamo vedere fino in fondo è che il Paese tutto sia teso a uscire, a dare quei livelli di crescita, quella capacità di innovarsi, di rinnovarsi continuamente. Non si può chiedere a una sola parte sociale che sopporti il taglio delle pensioni, che si allunghi il periodo di pensione per chi attualmente è al lavoro, alle donne eccetera, e dopo che ci faccia anche una riforma del lavoro che, a parte l'articolo 18 che la mia collega di CGIL dice non mettiamo da parte, discutiamo, insomma non lo voglio tenere come centrale, ma che si dica quasi da inesperti di quello che è il problema sociale del lavoro, che si taglia la mobilità e si mette a casa chi aveva acconsentito a fare un accordo di chiusura dell'azienda perché non se ne poteva più e bisognava pur transitare, con un pensionamento anticipato magari di soli 6 mesi. Questo adesso dovrà stare 2 anni in disoccupazione senza reddito. Ma come si fa? Una società che regredisce. Questa è una riforma che crea morti e feriti gravi che ci ritroveremo sul globo. Cosa vogliamo? Vogliamo una società americana che ha 10 volte la nostra microcriminalità, che è spaccata in tutte le sue essenziali prime, che non è neppure un fondamento etico minimo, che è scandalistica e basta, che non ha coesione, che ha una disgregazione spaventosa, altro che i giovani e gli anziani di qua, che si vogliono anche bene, insomma. Io voglio bene a mio figlio vuole bene a me. Lui ne ha 19, io ne ho 40 di più. Perché magari non avrai non avrai grandi patrimoni, perché se no se avessi grandi patrimoni, esempio in Veneto ne abbiamo. Mi deride perché provo a fare delle robe che fa lui al computer e via, però voglio dire, c'è ancora la famiglia da noi, che è il grande fondamento ed è la pietra primaria della coesione sociale. Il Veneto, proprio forse perché ha questo, ha fatto una legge sul lavoro che prevede la concertazione.
e le parti sociali stanno discutendo adesso, che oltre alla concertazione che abbiamo fatto, qualche volta tirandoci molto per la giacca, baruffando anche tante volte, insomma lo sai perché te sei nelle commissioni, sei nel Consiglio, lo sai bene, ma abbiamo anche fatto grandi provvedimenti con grande coraggio, per esempio anche un ridimensionamento, magari poco, della cassa integrazione, ma per far capire che bisogna scendere dal pero e cominciare a tirarsi su le maniche per davvero e non accontentarsi del lavoro nero e basta, che non va bene. E quindi noi dobbiamo avere questo traguardo, questo indirizzo che ci permetta per davvero di guardare oltre. La protezione sul mercato del lavoro costa. Bisogna dividere il lavoro che c'è, perché il lavoro ce n'è ancora, bisogna dividerlo, bisogna individuare una tutela e una capacità di intervento sui disoccupati e sui cassi integrati perché possano avviare a quelle attività che tra l'altro ce ne sono anche di scoperte, non facciamo una demagogia su questo, ma 7, 8, 10.000 posti di lavoro in Veneto sono ancora scoperti e le si coprano, ecco, mismatching, che so che non ti piacciono le parole straniere. Vai tranquilla, stasera vuol dire quella roba lì e credo che sia nostro dovere, nostro preciso dovere, cercare di avere un concetto di solidarietà per dividere quello che c'è, per affrontare meglio e dopo avere una capacità proprio di interlocuzione con chi le strategie le fa. L'Unione Europea ha messo in piedi un riferimento che è la strategia 2020, che non è una parola vuota, sono 5 indicatori dentro ai quali noi ci dobbiamo misurare. Perseguendo questi 5 indicatori si crea occupazione, perché io posso fare occupazione anche col cassa integrato e lo dico perché c'è qua Elena, io sono stato fra i suggeritori, lei l'ha accolta, con le cooperative sociali e con i disoccupati che non avevano neanche più un assegno, sì, si è creata una microoccupazione, è vero, abbiamo fatto assistenza laddove non abbiamo più neanche i fondi per l'autosufficienza, la non autosufficienza, l'abbiamo fatto in paesi dove il laboratorio sociale è molto avanzato e abbiamo dimostrato che proprio la forza del nostro Veneto è la capacità di stare insieme anche chi diverso tra indirizzo politico, sindacale, eccetera, ha messo a frutto tutte le sue energie per creare nuovi posti sul nulla. Certo. Ci siamo riusciti, bisogna fare qualche altro passo avanti. Mi dispiace intervenire in questo tono così sarcastico e polemico adesso in questo momento. Prima ho sentito, ragionando un momentino, che qualcuno dice che leggendo anche i giornali, soprattutto tanta popolazione del Veneto, condivide quello che sta facendo il governo in questo momento. Penso che siamo sull'orlo della pazzia e dico proprio questo perché ognuno deve prendersi la responsabilità di quello che dichiara e di quello che dice, in quanto dico che in questo momento qualcuno dovrebbe fermare il governo Monti. Perché dovrebbe fermare il governo Monti? E lo dico con chiarissimi e poverissimi esempi. Innanzitutto perché a Roma i partiti che ci sono devono prendersi la responsabilità di tutto quello che in questo momento stanno applicando, dove il governo ha detto nonostante tutto noi andremo avanti per la nostra strada, per cui vuol dire che non c'è neanche la possibilità di un minimo colloquio indipendentemente dal colore politico a cui si appartenga. Questa è vera dittatura, questo è commissariamento, come avevo detto prima, è commissariamento da parte dell'Europa, qualche Stato europeo, ed è una vera e propria dittatura perché il governo tecnico precisa che lui non risponderà a nessuno, che farà quello che vuole. Per cui o i partiti di Roma o il capo dello Stato devono prendersi responsabilità di quello che stanno facendo in questo momento. Seconda cosa, devono votarla in Parlamento delle robe. Certamente, certamente. Sarà colpa di chi vota, appunto, ecco perché io dico che in questo momento, ecco, poi se qualcuno dice che qualcosa sta facendo di buono questo governo, deve anche assumersi responsabilità di quello che dice per questo motivo. Forse qualcuno non si è ancora reso conto che le varie manovre economiche che in questo momento vengono fatte o staranno per essere fatte andranno a aumentare di circa 628 euro all'anno quelle che sono le normali tassazioni per una famiglia di 3 figli. Come Lega Nord abbiamo emanato un piccolo libricino il 19 marzo, la festa del papà, proprio per fare i nostri auguri a tutti gli italiani e a tutti i papà, per preventivare che una totale tassazione a livello familiare costituirà un importo di circa 1.626 euro all'anno per ogni famiglia di 3 persone. Questo non lo dico per dire quanto bravi siamo noi per fatto statisticamente questa cosa, è che vuol dire che una persona è pazza, soprattutto per un unico motivo, perché il governo in questo momento, come giustamente abbiamo analizzato prima, ha provveduto solo ed esclusivamente a imporre tassazioni e a non diminuire assolutamente un minimo di spesa pubblica.
Noi ci facciamo sempre grandi, belli e buoni quando andiamo a vedere quali sono gli stipendi dei parlamentari. Guardate che quella non è mica la spesa che incide su quello che è la frantumazione del nostro paese, sapete. Sapete quante spese in più ci sono di dirigenti, di enti che non servono? Abbiamo visto una trasmissione ieri mattina di un museo nel napoletano con 22 dipendenti assolutamente inutilizzato perché non espone da 5 anni. Scusatemi, premesso che i 22 dipendenti giustamente devono essere pagati e spero che anche loro con famiglie conservino il posto di lavoro, ma mi dico, serve ancora questa cosa? Lo sapete che noi nel Veneto abbiamo pagato 620 milioni di euro che stiamo ancora attendendo dalla Campania, ancora degli anni antecedenti, a fronte di pagamento di fatture relative alla sanità. E che noi abbiamo dovuto coprire il nostro buco sulla sanità e ci siamo parzialmente riusciti proprio per il fatto che tante regioni non ci pagavano. Si può sapere perché il problema delle SCOA, se non dei rifiuti napoletani, ogni anno viene fuori quando nessun'altra regione o nessun altro paese ha questo tipo di problematica? Perché solo la Campania ha questo problema? C'è qualcosa che non va in quella regione o c'è qualcosa che va di migliore nelle altre regioni? Allora è questo che ci dobbiamo chiedere, non gli stipendi dei parlamentari, non queste cosucce dell'articolo 18. Queste sono le cose che vanno dette agli italiani, perché gli italiani non hanno ancora capito come si troveranno a Natale del 2012 1.626 euro in meno in tasca. È uno stipendio e mezzo certe volte di un lavoratore normale. Lo sapete quando andremo a pagare di IMU? Lo sapete che l'addizionale IRPEF regionale che subirà un aumento non è regionale e si dovrà cambiare perché è statale, va a finire tutta a Roma? La gente deve capire questo, non dire che questo governo sta facendo qualcosa. Sta facendo qualcosa per far cosa? Per farci restare in Europa? Domanda, valeva la pena di restare in Europa? Questa è la domanda grande, perché l'euro a quell'epoca lì l'abbiamo inventato noi, sapete, sì. E poi l'abbiamo lasciato nel limbo in mano agli altri. Allora valeva la pena invece per la CIS, sentiremo anche la CGIL, andiamo in pubblicità che siamo un po' in ritardo coi tempi. Pizzolato, silenzioso, stranamente tranquillo. No. E intanto il debito pubblico ha un record perché in questo mese era cresciuto dei 37,9 miliardi, a gennaio aveva raggiunto addirittura 1.935.000 euro, insomma in crescita questo benedetto debito pubblico. Quindi allora vuol dire che il governo Monti non ci sta salvando? No, mancava lo spread, non mancava lo spread, mancava, sì, vabbè, avevamo il discorso dello spread. Comunque purtroppo c'è la previsione che le tasse aumenteranno sui cittadini, però ci saranno meno introiti perché gli imprenditori ovviamente guadagnando di meno, liberi professionisti, artigiani eccetera, questi dati di Rete Imprese in Italia avranno meno anche da dichiarare. Sì, esatto. Due passaggi. Innanzitutto è sempre stata venduta in questi ultimi tempi un'immagine assolutamente vergognosa e deleteria del nostro paese, paragonata al Portogallo, paragonata alla Grecia, che più ne ha più ne metta. Per carità, non mi permetto di dire che siamo migliori di tanti altri, però qualcuno ha voluto un po' la morte della nostra nazione. Ha voluto la morte della nostra nazione, vorrebbe anche la morte della nostra regione. E lo dico con molto orgoglio perché la nostra regione, parlo un momentino del mondo agricolo, visto che noi diciamo come ente strumentale della regione Veneto certe volte diamo anche i dati di quella che realmente è un'attività che in questo momento potrebbe rendere, potrebbe essere l'alternativa anche al commercio, artigianato e industria che sta notevolmente crollando, dove verso il mese di gennaio ci rendiamo conto che emanando i dati relativi al 2011 600 aziende agricole chiudono, un meno 2,8%. Ci preoccupiamo, nel contempo 20.000 addetti in più nel settore che da queste aziende agricole oppure innestati appunto proprio merce fresca innestata nel mondo agricolo va a portare beneficio a questo settore che si va a posizionare sia a livello nazionale sia a livello veneto al secondo posto dopo il turismo. Nel momento esatto in cui a livello veneto ci rendiamo conto 20.000 persone in più, vediamo che effettivamente c'è una realtà produttiva e nuovi posti di lavoro in un mondo che tante volte era stato un po' alla volta abbandonato anche dalla politica. Perfetto, qualcosa di nuovo si muove e il settore del vitivinicolo sta tirando perfettamente, dettiamo legge anche a livello europeo e forse anche a livello mondiale, per cui qualche posto di lavoro buono c'è. Nel momento esatto in cui ci rendiamo conto che qualcosa sta nascendo, qualcosa sta creando e che un'economia, almeno un piccolo settore dell'economia potrebbe produrre nuovi posti di lavoro, arriva una cosa eccezionale. L'accise sui carburanti, compresi quelli che vanno a inserirsi nel settore agricolo, l'IMU applicata sui rustici, su tutto quello che è rurale, ma soprattutto anche su cose vergognose, quali tensostrutture che non hanno fronte cementizio dedicate a quello che è il settore florovivaistico. La domanda è, ma il buon Passera
che sappiamo perfettamente economicamente quali possano essere stati i suoi trascorsi. Era un ministro da poter mettere in quel posto con il governo Monti? Qualcuno si ricorda chi è stato Passera? Qualcuno ha insegnato alla cara dottoressa che ha sua figlia che lavora all'interno dell'università e il marito con il posto fisso qual è il problema dell'articolo 18? Altro che le lacrime le faccio io in questo momento quando in un settore, ripeto, che sto gestendo o che faranno, in un settore che sto gestendo da un po' di tempo, che poteva dare fonti di lavoro completamente nuovo, viene denigrato, ucciso e lasciato nelle mani di paesi europei che importano merce di scarsissima qualità e irregolare rispetto all'alta qualità che noi produciamo a livello nazionale e a livello veneto. È questa la maniera di difendere il paese, di difendere l'Italia, di difendere il Veneto e di difendere il nostro buon nome? Abbiamo fatto di tutto, ma non siamo stati in grado di poter difendere la nostra fedina penale in Europa. Ma è possibile che una Germania ci debba sconfiggere per la terza volta economicamente senza utilizzare i cannoni? È possibile che una Francia ci abbia dato un po' segnali di vita, segnali di giustizia come dicono loro e il loro debito era superiore al nostro solo perché hanno venduto delle informazioni deleterie nei confronti del nostro paese? Questa è la realtà, questo bisogna dire alla gente. Ecco perché logicamente una persona veneta come me è arrabbiatissimo. Io provengo da una famiglia molto povera che ha fatto di tutto nella vita e che ha fatto sacrifici per cercare di emergere e di dare un futuro a mia figlia. Il futuro di mia figlia è quello di non sapere un giorno, quando uscirà dalle scuole medie e superiori dall'università, dove potrà andare a finire, per cui dovrà scegliersi un settore che possa eventualmente dargli un qualcosa di diverso. Ma effettivamente come scappano i ricercatori scappano tutti. Oppure andare all'estero. Oppure andare all'estero. Assessore Donazzan, facciamo il giro di chiusura un po' come battuta conclusiva di questo, ma una regione, più regioni, perché poi abbiamo sentito Friuli, Venezia, Giulia, così ragioneranno molte altre. La gente che opera sul territorio, quindi che ha delle responsabilità, possono fare qualcosa o siamo in una dittatura? Io mutuo quello che arrivano i messaggi, perché i messaggi fanno comprendere questo, quello che pensa la gente. È una tecnocrazia, è un'oligarchia di pochi, tutti legati a interessi che sono sovranazionali e antinazionali. Non so, io ci vedo molto poco interesse degli italiani e dell'Italia qui. Che cosa stanno facendo le regioni? Della realtà anche. Ma secondo me c'è tanta teoria, come ho detto prima, però c'è anche tanta rispondenza a indicazioni altre rispetto a quelle dell'Italia e del popolo italiano. Che cosa stanno facendo le regioni? Noi ci stiamo muovendo soprattutto sul fronte del mercato del lavoro in maniera piuttosto compatta, regioni di centrodestra e regioni di centrosinistra. Perché? Perché abbiamo detto sostanzialmente una cosa: il mercato del lavoro è un mercato di territorio. Non si può chiedere a un lavoratore di essere, come dire, in una dinamica virtuale e senza alcun legame con la propria vita, con le proprie aspettative e con le proprie anche esigenze di vita. E ci stiamo muovendo nei confronti di questo governo proprio per fare in modo che soprattutto nella riforma e degli ammortizzatori e dei contratti ci sia un legame forte con chi il territorio ovviamente lo vive. Fortuni. Innanzitutto senza un rilancio vero di una fase 2 dove per davvero si mettono a disposizione dell'economia nuovi e diversi e ingenti investimenti di livello nazionale con una capacità strategica di cogliere appunto l'innovazione, credo che non si possa andare da nessuna parte, però non esimiamoci anche dalle nostre responsabilità. Quello che possiamo fare in Veneto è quello che stiamo tentando di fare. Sono stati fatti stati generali dell'economia e del lavoro recentemente con il Consiglio regionale, con tutte le forze imprenditoriali, sociali che sono state coinvolte. L'idea di un patto per lo sviluppo del Veneto è ancora viva, l'abbiamo ricercata da 2 anni a sta parte, la Regione ha dato una disponibilità, bisogna accelerare. Per quanto ci riguarda siamo in forti e continue trattative con gli industriali per lavorare in termini partecipativi anche per rendere maggiormente produttive le aziende. Chiaro, ci sarà della flessibilità, ci sarà anche del welfare to work, quindi che aiuterà i lavoratori all'interno delle aziende, quindi ci sarà uno scambio che permette di innalzare i livelli di produttività, ma anche di avere delle soddisfazioni e di portare a casa anche in termini salariali un'economia migliore anche per quanto riguarda la piccola economia delle famiglie che sono il nervo di questa nostra società veneta. Signora Pigozzo, CGIL, invece per il territorio che rappresenta?
Una battuta di chiusura, segretario. Anche noi lavoriamo sul territorio provinciale, anche noi lavoriamo sul territorio provinciale per cercare di, come dire, innanzitutto tentare di evitare gli licenziamenti e creare, anche se piccole, condizioni per creazione di lavoro. Stiamo lavorando con le rappresentanze delle associazioni dei datori di lavoro perché si possano venire a creare nel territorio provinciale delle risposte innovative alla crisi, sia nell'immediato che, come dire, in una logica di prospettiva. Da questo punto di vista, io sto parlando ovviamente della provincia di Pordenone, è stato fatto un patto lo scorso anno che ha appunto questo tipo di obiettivo e ha funzionato fino adesso perché ha permesso anche di gestire situazioni anche molto complicate. Stiamo tentando di fare la stessa cosa con le amministrazioni locali, perché siccome le amministrazioni locali in questo periodo stanno predisponendo i bilanci e li abbiamo sollecitati in tal senso perché adottino delle scelte di carattere tariffario all'interno dei bilanci che, come dire, si preoccupino di tutelare il reddito delle persone. Benissimo. Cioè, in buona sostanza, tutte queste nuove, come dire, disposizioni che significa IMU, significa piuttosto addizionale IRPEF, pesino il meno possibile nei confronti dei lavoratori dipendenti, soprattutto di coloro che hanno per ragioni varie o ridotto il reddito o perso il posto di lavoro. Quindi, come dire, anche da parte del territorio possono venire delle risposte. C'è questo grosso problema, secondo me, se mi posso che si chiama patto di stabilità. Vabbè, ma questo lo sappiamo, questo è un altro capitolo. Secondo me le regioni dovrebbero esercitare un ruolo più forte in questa direzione. Grazie. Perché ci sono tanti soldi fermi anche da ma lo noi. sappiamo, questo è un altro discorso. Una battuta... No, un flash, cioè, siamo governati da secondo me, da una corporazione, da una casta di finanzieri i quali hanno degli altri scopi che non è quelli di salvare l'Italia e il lavoro. Invece andrebbero fatte delle misure concretissime, detassare il reddito d'impresa per consentire alle imprese di avere maggiore reddito e di restare in Italia, quindi combattere la delocalizzazione, aumentare i redditi dei lavoratori perché devono produrre cose che servono e vanno vendute. Questa cosa qui riuscirebbe a invertire questa situazione di recessione. Purtroppo questo governo mi pare che non abbia questo obiettivo, ha l'obiettivo di obbedire all'Europa perché sono al soldo dell'Europa, sono stipendiati dalle banche europee. Allora, questo è il pensiero di parti contrapposte, perché avete visto, abbiamo portato un po' tutti gli esponenti delle parti sociali ma anche di governo e opposizione. Staremo a vedere quello che succederà e non ci resta che incrociare le dita e sperare naturalmente che almeno per quel che riguarda i nostri territori il meglio possa essere fatto. Grazie ancora di averci seguito, di aver partecipato con i vostri numerosi messaggi. Naturalmente appuntamento a domani come sempre alle 12:40 con la consueta diretta. Grazie ancora ai nostri ospiti, arrivederci.